presento, sono il direttore tecnico della Notifica e oggi voglio parlare della mia azienda in una maniera leggermente diversa rispetto allo standard. Questo è il nostro gruppo operativo, siamo 6 persone e ci occupiamo specificatamente ognuno di un settore dedicato. Cosa facciamo? Allora, cosa facciamo è particolare, perché siamo reti aziendali, internet e marketing. Ci occupiamo in linea di principio di tutto ciò che è comunicazione per l'azienda. Avrete già sentito parlare di server, di sistemi di salvataggio dati, telefonia, nuvola o cloud, come si voglia dire, e sono strumenti che bene o male vi accompagnano ogni giorno, ma soprattutto anche ne sentite parlare continuamente da aziende come la mia. Ed è per questo che vi voglio dire come noi lavoriamo nel fare informatica e perché l'informatica deve avere un ruolo comunicativo. Innanzitutto fotografiamo lo stato di fatto di un'azienda, perché è fondamentale capire quali sono i suoi bisogni e le sue problematiche dal punto di vista tecnologico. Analizziamo gli obiettivi, perché molto spesso le aziende non hanno solo obiettivi di risultato, e per risultato intendo economici, ma hanno anche obiettivi di processo che possono essere relativi all'andamento migliorativo della qualità del lavoro. Se pensate a una persona che ha bisogno di accendere il computer ogni mattina e impiega 15 minuti perché il PC è del 1900 e passa, diventa un problema quando il numero di computer all'interno della struttura supera almeno le 10 unità. Analizziamo il budget, una cosa che molto spesso nel campo informatico non viene neanche tenuto in considerazione. E perché questo? Perché un'azienda ha bisogno di correlare l'investimento tecnologico che decide di fare unito anche alle risorse economiche che ha a disposizione e anche alla disponibilità delle proprie risorse economiche nel tempo, perché l'investimento tecnologico, l'investimento informatico come si vuole chiamare, è un continuo divenire. Le aziende non sono ferme ogni giorno, cioè non rimangono ferme nella loro attività, si evolvono, crescono, il mercato cresce e si diversifica e per tale anche la tecnologia deve seguire i passi dell'azienda. Riutilizziamo l'infrastruttura esistente, anche questo è un concetto che molto spesso non viene considerato. Si tende sempre a cambiare tutta l'informatica o tutto quello che sia in infrastruttura senza tener conto che molto spesso l'infrastruttura informatica può essere riutilizzata per destinare le attrezzature ad altre funzionalità e questo un po' protegge anche quello che è il discorso dell'ambiente e la possibilità di lavorare in una maniera di tipo green. Allora, open source, avrete forse sentito parlare, ma se non ne avete sentito parlare vi dico io, è software libero, e per software libero intendo tutte quelle strumentazioni che si trovano su internet o eventualmente sono a disposizione della comunità e che permettono di fare tecnologia e di migliorare la qualità della propria struttura in una maniera non legata alle licenze, per esempio. Quindi immaginate, non so, le licenze di Microsoft Office che costano bene o male un po' di soldi, esistono prodotti alternativi che sono in grado di fare le stesse cose a costo zero. Ora, io immagino sempre la situazione standard dove quando una persona lavora da sola ha una certa cifra da spendere, quando lavora con 100 persone, 10 persone, 20 persone, il numero di licenze da dover acquisire diventa enorme e per tale diventano costi di gestione che non sempre sono sostenibili e molto spesso le aziende tendono a non investire in infrastruttura, ma questo significa rimanere indietro. Quali sono i nostri punti di forza? Credo che sia oggigiorno importantissimo avere una struttura che si prenda a carico dell'azienda per la quale sta lavorando, perché non bisogna pensare ad avere 30 referenti diversi per ogni specifico settore che si occupano di una specifica attività e che non permettono poi di integrarsi con gli altri. È fondamentale, assolutamente fondamentale che ci sia una visione d'insieme. È un po' come quando si costruisce una casa, si decide di darla al famoso appaltatore, diciamo, no? Perché ci permette di
di avere una visione a 360 gradi ed è lui che poi gestisce eventualmente tutte le parti da coordinare per costruire il nostro edificio o la nostra abitazione privata. Costi certi è una cosa che sento poco e raramente, ma è fondamentale. Le attività, se ben analizzate, se ben sviluppate, hanno sempre dei costi certi, non dei costi aleatori che si vanno a sommare ogni volta che andiamo avanti. Tempi certi: se facciamo un'attività dobbiamo anche garantire al nostro cliente che venga svolta nei tempi e nei modi che abbiamo ben delineato. E per questo, oltretutto, noi abbiamo un grande canale che è la nostra assistenza in 4 ore, in caso di guasti bloccanti nell'infrastruttura o di necessità veramente importanti, e soprattutto dedichiamo tanto tempo alla formazione post-installativa. Perché questo? Perché è bellissimo avere un sistema informatico nuovo di Z, ma se poi nessuno lo sa usare ci ritroviamo da punta da capo. Il nostro obiettivo, e com'è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo, proprio perché analizziamo prima l'infrastruttura e perché cerchiamo anche di capire le necessità dei nostri interlocutori, i nostri clienti, facendo una sorta di partnership, perché questo è importante, creiamo valore, ma lo creiamo sin da subito. E questo è fondamentale, perché quando si investe in denaro e si investe in tempo, il valore che si deve dare a quello che si investe deve essere facilmente concreto e palpabile. Questi sono alcuni dei nostri clienti che hanno deciso di lavorare con noi: Croce Rossa, Friuli Antincendi, Dottor Glass. Alcuni nomi sicuramente li conoscete molto di più, altri un po' meno, e fanno parte tutti del nostro mondo. E la cosa interessante è che sono tutti gruppi diversi, eterogenei, cioè non abbiamo un filone, ma perché le aziende alla fine di tutto si occupano sempre di ottenere dei risultati nell'attività economica, ed è questo a cui la tecnologia deve far fronte. Cosa cerchiamo? Quali sono i nostri clienti fondamentalmente? Clienti che hanno bisogno di migliorare il proprio lavoro, la propria qualità del lavoro attraverso la tecnologia, aziende che vogliono valutare la loro situazione attuale e rendersi conto dello stato di fatto della propria attività, aziende che hanno bisogno di condividere in gruppo informazioni velocemente ma soprattutto efficacemente, e altre cose come la sicurezza. Nessuno tiene conto a quello che è la protezione dei dati all'interno della struttura. Aziende che hanno necessità di curare questa parte della loro attività possono rivolgersi a noi. E vado oltre parlando anche di partner come aziende del nostro settore che hanno l'interesse di migliorare la loro qualità e il loro know-how in termini di comunicazione con l'infrastruttura e si vogliono dedicare a lavorare insieme. Moltiplica la Tech Agency al tuo servizio. Grazie.